Allora apre i lavori Paolo Affronti, parlamentare della Repubblica, grande amico di Donat-Cattin. Devo rivelare un inedito che gli farà molto piacere. In uno degli ultimi colloqui con Ciriaco De Mita seppi che Paolo Affronti era l'unico segretario dei leader politici ammessi agli incontri istituzionali. Addirittura quando Donat-Cattin andava da Cossiga non rimanevi mai fuori la porta. Bravo Paolo. Beh, devo dire con un pizzico di vanità e di orgoglio che alla mia età è permesso, che De Mita non ha saputo che io ero andato anche da Giovanni Paolo II in udienza privata insieme a Donat-Cattin. Quindi questo veramente mi inorgoglisce. Oggi, proprio guardando la foto di un santo, insomma, c'è una certa evidente soddisfazione. Io qui ho accettato l'invito volentieri di Gianfranco Rotondi e dell'amico De Luca, di cui sono amico da sempre e quindi non potevo mancare. L'ho fatto volentieri. Qui a Saint-Vincent mi legano tanti ricordi e tante belle soddisfazioni e tanti eventi. Qui Donat-Cattin faceva il suo congresso, il congresso della sinistra sociale, di Forze Nuove. Arrivavano qui tutti i big politici del tempo ed io li accoglievo e così ho conosciuto Arnaldo Forlani da vicino, che poi ho rivisto a Roma in sede di partito tante altre volte. Bene, devo dire che poi i convegni sono proseguiti con la Fondazione Donat-Cattin e presieduta da Claudio Donat-Cattin, che è recentemente scomparso e mi piace qui ricordarlo in questa sede, grande amico, giornalista di Porta a Porta, e poi ho attivamente lavorato insieme agli amici di Bergamo che facevano questi incontri, promuovevano questi incontri. Sono però sempre stato presente a tutti i convegni di Gianfranco Rotondi, perché era impossibile non venire. Erano di taglio diverso, ma comunque erano sempre prova della sua grande capacità e fantasia politica, e che ancora oggi ci dimostra con questa presenza. Ecco, io devo parlare di Forlani e della fine della DC, il tema, lo parleranno anche gli altri. Di Forlani cosa si può dire? Di Forlani si può dire che era il mediatore per eccellenza, un personaggio, e purtroppo la sua figura è legata alla fine della DC, ma che era una cosa che lui non avrebbe mai voluto. Ma comunque lo strapotere giudiziario di un tempo che ha colpito i partiti di governo soprattutto, qui non c'è Bobo Craxi, però suo padre socialista, e Forlani e altri personaggi come Andreotti e tanti altri che non possiamo dimenticare, come Moroni di Brescia o Bergamo che fosse, e così tanti altri. L'accanimento politico era tale che i partiti sono usciti sconfitti e distrutti, cosa che non è stata una cosa esaltante, evidentemente. E quindi noi che cosa possiamo registrare? Possiamo registrare che quel grande capitolo della DC si è chiuso, però non si sono persi i suoi uomini, che sono in entrambi le coalizioni e comunque portano avanti certi valori. Ecco, io penso ai berlusconiani, ma penso anche a quelli del centro-sinistra, Gerardo Bianco, per tutti, che voi conoscete bene in questa sede. E quindi devo dire che Berlusconi ha saputo raccogliere quell'offerta politica, dare quell'offerta politica di cui la gente aveva bisogno. E l'offerta politica
è soprattutto stata apprezzata da buona parte del popolo democristiano, perché dell'elettorato, diciamo, di centro, perché evidentemente si ravvisava l'offerta del Partito Popolare Europeo e il suo ingresso, facilitato da gente come Casini, Rotondi, Cesa, Buttiglione, è stata evidentemente una chiave di volta anche per arrivare a certo elettorato che vedeva in questo, si conquistava i ceti popolari del paese, però conquistava anche il ceto medio, che è un po' sempre stata la spina dorsale. Ecco, io mi fermerei qui dicendo che semmai interverrò dopo se è il caso. Benissimo. Ringraziamo Paolo Affronti, diamo ora la parola al dottor Maurizio Sarlo, insigne studioso delle problematiche culturali della Prima e della Seconda Repubblica. Prego Maurizio. Beh, intanto ringrazio anch'io, perché di fronte a questi analisti di tanta storia della Repubblica Italiana ovviamente fa piacere essere presente in un consesso di questo tipo. Grazie anche per le belle parole dello studioso. Sì, in qualche modo fin dal 1989, quando sono stato con una delegazione del Centro Pace di Assisi, così facente parte di questa delegazione, a portare il pellegrino di pace a Pères de Cuéllar, e parlavo con un democristiano convinto della regione Umbria, con il quale si parlava del futuro della democrazia cristiana allora. E io predissi purtroppo la fine non solo di quella democrazia cristiana, ma anche di altri partiti importanti come il Partito Socialista ed altri. Si disse poi la fine della Prima Repubblica. Perché? Secondo così la mia idea, che è un po' visionaria, al di là della grandezza di uomini come Forlani e come tutti gli altri che hanno partecipato alla vita politica di quegli anni e di questi anni, dal mio punto di vista bisognerebbe ragionare sui principi che portano a questo tipo di crisi, che sono cicliche. E come dico spesso, purtroppo, ed è questo il contributo che cerco di dare con l'intervento che, insomma, grazie a Rotondi, a Catone e ad altri inserisco all'interno del contesto della discussione e poi di quello che è stato Verde Popolare, che è Verde Popolare, l'idea che bisognerebbe sempre di più con i principi rapportarsi a madre natura, perché è fondamentale. Madre natura rimette tutto in equilibrio, sempre rimette tutto in equilibrio, con i tempi ovviamente biblici che madre natura ha. Gli esseri umani, specialmente di questa epoca di grandi tecnologie, hanno una grande opportunità, e soprattutto ce l'hanno chi, come figure Gianfranco Rotondi ed altri politici che calcano i palcoscenici e i parlamenti attuali, hanno l'opportunità di fare davvero un grande passo per l'umanità, perché le tecnologie hanno ridotto i tempi attraverso i quali il ciclico problema e quindi causa dei disastri avviene. Oggi questo equilibrio che si potrebbe senz'altro produrre va affrontato partendo dai principi. Uno di questi principi è, ahimè, l'idea che una tassazione si applichi sul positivo. Più sei bravo a fare l'imprenditore, più sei bravo a fare il dipendente, più ti tasso. La natura non fa così. E quindi c'è qualche cosa che bisogna assolutamente cambiare. Noi abbiamo fatto un programma con un'associazione che è presente in tutta Italia, che si chiama Per un mondo migliore, scusate la velleità, e dare a questi grandi uomini di politica questi tipi di elementi è qualche cosa che secondo me può contribuire a sedersi intorno a un tavolo e a discutere. Quindi grazie di avermi fatto partecipare a questo consesso. Ringraziamo Maurizio Sarlo. Diamo ora la parola
al dottor Paolo Fontana, capogruppo di Forza Italia nella città di Brescia. Sì, grazie. Ringrazio anch'io per l'invito a questa tavola rotonda, ma poi soprattutto per l'impegno degli amici a partire da Rotondi per tenere vivo questo appuntamento a Saint Vincent, che è importante sia per l'oggi, poi ricorda tutto un percorso politico che io ho vissuto da piccolo, ma che autorevoli amici hanno raccontato, e che era un momento di discussione, di riflessione, di elaborazione di idee, e quindi il tener vivo questa idea di far politica ritengo che sia molto importante. Cosa succede dopo, direi, Forlani, che è un po' l'interrogativo che ci si pone? Ma dal mio punto di vista, se noi dovessimo fare un paragone della politica con quelle che possono essere le forme istituzionali, direi che dopo Forlani la politica è passata dalla Repubblica alla monarchia, in cui magari monarchia a volte assolutistica, a volte magari la monarchia illuminata, ma indubbiamente abbiamo vissuto e stiamo vivendo, e spero che si possa invertire la tendenza, una fase politica in cui la demagogia, chi più chi meno, è una cosa che è stata abbracciata. Abbiamo visto la riduzione dei consigli comunali, eliminazione delle province, eliminazione molto grave del finanziamento pubblico ai partiti, che poi non rende la possibilità anche di poter far politica, la riduzione dei parlamentari, e potrei andare avanti all'infinito. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo una fase in cui anche quella che era una volta i congressi all'interno del partito, che erano un momento di grande riflessione, ormai sono stati ridotti a delle convention che si fanno solo e esclusivamente quando c'è il candidato unico. Questo ha un po' coinvolto tutti i partiti. E in più in generale, secondo me, è venuta una fase storica in cui questo anche in Occidente, ahimè, ma in Italia secondo me su questo si è data un'accelerata a una riduzione di quello che è il primato della politica, che è sempre più commissariata soprattutto dall'economia, in particolare dalla finanza. Allora, Forlani, dal mio punto di vista, forse probabilmente rappresenta al meglio quella che è l'idea della visione democristiana, sia nei modi, perché era una persona che era ferma nelle posizioni, ma sempre con grande stile ed eleganza. Per usare un'espressione che era molto cara a Sturzo, più che moderato, che anche questo è un termine che vuol dire tutto o niente dal mio punto di vista, era temperato sia negli atteggiamenti ma sia anche nella visione politica, perché era lontano dalle posizioni estreme, cercava in tutta la sua storia politica che ha avuto, l'ha dimostrato, di cercare di superare le contrapposizioni più dure sia con gli alleati ma anche all'interno del partito, e secondo me, cosa molto importante, aveva sempre una visione legata all'emancipazione sociale dei ceti medi e delle classi popolari, e come riferimento in economia la dottrina sociale della Chiesa e l'idea di contemperare alla libertà di mercato anche la giustizia sociale, e quindi una visione, una terza via che era importante allora, che è stata importante allora perché ha creato il vero grande miracolo italiano, la grande emancipazione dei ceti medi, ma devo dire che guardando a quello che succede all'oggi, in cui noi abbiamo visto in questi ultimi 20 anni in Occidente ma anche in Italia un aumento di concentrazione della ricchezza e un aumento della povertà, gli ultimi dati sono abbastanza indicativi, inquietanti. Noi in 15 anni siamo passati da circa 1,8 milioni di persone che vivono in povertà assoluta a quasi 7 milioni. Ebbene, questa visione in economia, il ruolo della politica, penso che sia ancora oggi profondamente attuale. Quindi, secondo me, l'approfondire figure come Forlani sono anche un invito all'oggi e a trovare anche soluzioni per combattere alcuni problemi dell'oggi, come l'esplodere delle diseguaglianze e anche la povertà nel nostro paese. Forlani, quindi, che io naturalmente ho vissuto in maniera molto marginale rispetto
agli amici. Quando ero piccolo era uno dei, direi, nomi che assieme a quelli di Donat Cattin ricorrevano con una certa frequenza quotidiana. Penso che allora era un riferimento e possa essere nello studio e nell'approfondimento del suo agire politico ancora un riferimento anche adesso per chi crede nella politica come primato della politica e come politica che possa incidere sulle vicende sociali. Quindi ottima l'iniziativa di questo convegno, ringrazio Gianfranco, e che sia anche magari un inizio di percorso per studiare anche e soprattutto per i nostri giovani che possano tornare ad aver voglia, entusiasmo ad impegnarsi in politica, una figura che è anche nello stile, nel modo di far politica, un punto di riferimento importante. Grazie Paolo per il tuo intervento. Adesso ascolteremo il messaggio di Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica. Grazie Gianfranco per questo invito, mi spiace non essere con voi in presenza, ma questa missione Copasir è arrivata e non potevo non cogliere, quindi vi parlo da Washington. E parlare degli anni che portarono alla discesa in campo del presidente Berlusconi e ripercorrerne ovviamente la storia politica non può che provocare in me un momento di grande commozione, perché la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, ovviamente difficile da accettare, così come anche tutta la comunità di Forza Italia fa fatica ad accettare, ma per individuare i motivi che portarono alla sua decisione significa anche fare qualche cenno su un'anomalia tutta italiana di un passaggio dalla prima alla seconda Repubblica che fu traumatico, insomma, non lo devo dire a voi, a differenza di ciò che per esempio avvenne in Francia, quando il passaggio dalla terza alla quarta Repubblica fu determinato dall'entrata in vigore di una nuova Costituzione. Invece in Italia a sovvertire l'apparato istituzionale fu proprio Tangentopoli, furono i colpi di una certa magistratura milanese che aveva spazzato via una parte della classe politica. E quando parlo di parte della classe politica intendo che da Mani Pulite ne uscì praticamente indenne soltanto il PDS, che solo 2 anni prima aveva deciso di abbandonare il nome di Partito Comunista Italiano, ma pur continuando a perseguire la sua ideologia. Le elezioni del 1994 si affacciavano alle porte, la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto si apprestava a prendere gioiosamente possesso del paese, pensando di non avere più avversari sul suo cammino. A smorzare però il sorriso soddisfatto degli ex comunisti ci pensò il nostro Silvio Berlusconi. Fu l'unico che non si diede pace, cercò disperatamente di rianimare quello che rimaneva dei leader del pentapartito, ma quando capì che l'unica strada era quella di spendersi in prima persona, non esitò. In pochi mesi diede vita a Forza Italia e alle elezioni mandò in frantumi ovviamente i sogni di potere di Occhetto, ma non si limitò a vincere le elezioni, non impedì solo che i comunisti prendessero l'Italia, ma cambiò la politica italiana, rivoluzionò la comunicazione, il linguaggio, superò le vecchie liturgie, aprendo ovviamente ad una nuova stagione, dando di fatto il via libera alla seconda Repubblica attraverso l'esaltazione del bipolarismo, grazie anche a una nuova legge elettorale e anche all'identificazione di un partito nel suo leader. Questo avvenne a tal punto che introdusse di fatto una modifica sostanziale, non formale, della Costituzione, cioè l'indicazione del candidato premier nella scheda elettorale e in caso di vittoria chiara di uno schieramento, e quindi la trasformazione delle consultazioni al Quirinale quasi in una formalità. Fu l'anticipatore pratico del premierato che oggi stiamo discutendo in Parlamento, a dimostrazione di quanto guardasse molto più avanti di noi già allora. E a differenza del passato però scese idealmente e spesso anche fisicamente per strada a fianco dei cittadini, diede loro l'importanza che nessuno aveva mai dato prima. Questa si tradusse nel patto con gli elettori, cioè una novità assoluta della politica italiana. Quello che fece fu di stipulare un vero e proprio contratto con loro,
Una sua realizzazione rappresentava la dimostrazione che la fiducia in lui, nella sua maggioranza, era stata ripagata, quindi una sfida straordinaria, e decise di misurarsi con i fatti. Mise sul tavolo le ricette per migliorare le condizioni di vita di ognuno, anche attraverso la trasformazione del paese in chiave moderna, e promise loro una drastica riduzione delle tasse. Un cittadino non può lavorare oltre metà del mese per pagare lo Stato. Più soldi nelle tasche degli italiani significa maggiore spesa, maggiore sviluppo, e promise l'aumento delle pensioni minime, la riforma della giustizia, la lotta all'eccessiva burocrazia della cosa pubblica. Stiamo parlando, come avete sentito, di un programma che non è del passato, ma di un programma straordinariamente attuale, un programma per il futuro. Gli fu impedito di realizzarlo, come sappiamo, anche se alcune delle sue riforme ovviamente sono state realizzate, ma gli fu impedito da chi? Da un'aggressione giudiziaria senza precedenti e dai giochetti di palazzo che hanno visto le istituzioni, anche a livello più alto, allearsi per impedire la rivoluzione pacifica in cui credeva. Un golpe bianco che molti negano, ma che la storia certifica. Non ha mai mollato, non si è fatto piegare, neanche quando venne estromesso dal Senato in modo criminale attraverso l'uso retroattivo di una legge, la legge Severino, da una sinistra senza programmi se non quello di distruggere un avversario politico tenace, irriducibile e imbattibile. È tornato con tutti gli onori un anno fa, ha indicato da tutti noi il tracciato da seguire, ci ha indicato la strada verso il futuro un'altra volta. Se n'è andato l'uomo, ma non il visionario, non lo statista, non colui che prima di tutti era in grado di disegnare, di prevedere un'Italia moderna, efficiente, modello per altre nazioni. C'è il suo testamento politico che dovremmo seguire tutti. Gli obiettivi sono chiari, ovviamente rappresentano un monito, uno sprone a noi che adesso abbiamo responsabilità di governo. Pensare a coloro che sono più in difficoltà e quindi aumentare le pensioni a 1.000 euro è un obiettivo di legislatura, ridurre le tasse, non mettere le mani nelle tasche degli italiani, guai a farlo, insomma realizzare il ponte sullo stretto, unire tutta l'Italia e l'Italia all'Europa con una rete infrastrutturale all'avanguardia degna di un paese moderno, e creare un nuovo rapporto tra Stato e cittadini basato sulla fiducia, sulla collaborazione e non sulla diffidenza, sull'oppressione, e quindi anche poi sburocratizzare la pubblica amministrazione, favorire le imprese, vero motore pulsante del paese. È tutto scritto nel nostro programma, un programma che proviene dal passato ma che è proiettato verso il futuro, perché il presidente Berlusconi non era solo l'uomo dei sogni, era l'uomo che i sogni li trasformava in realtà. Noi oggi dobbiamo raccogliere il suo testimone e lo porteremo dritto fino al traguardo. Grazie a tutti voi per il tempo che mi avete dedicato, spero di incontrarvi presto in presenza. Grazie Alicia. Diamo ora la parola al dottor Federico Moleti, sostituto procuratore della Repubblica. Buongiorno e grazie mille per l'invito, grazie all'onorevole Rotondi, grazie all'onorevole Catone. Oggi, come tutti noi sappiamo, parliamo dei fatidici eventi del 1993. Tuttavia, la nostra storia comincia un po' prima, in data 21 agosto 1991, in un luogo molto lontano, precisamente Mosca. Perché noi andiamo a ripercorrere questo evento storico? Perché l'evento in questione è l'evento in cui termina il secolo breve, come definito dallo storico Eric Hobsbawm. Secolo breve iniziato in maniera rocambolesca e improvvisa nell'agosto 1914, finito in maniera altrettanto improvvisa nell'agosto del 1991. Con la dissoluzione dell'Unione Sovietica e la fine del mondo bipolare che si era creato nell'ordine post-conferenza di Yalta. Chiaramente in questa, perché
questa vicenda è una vicenda caratterizzata dalla estrema rapidità degli eventi. Infatti in soltanto 3 giorni cessa di esistere la seconda superpotenza mondiale. Ciò accade a seguito di un colpo di Stato perpetrato dalla nomenclatura del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, volto a porre fine alle riforme di Gorbaciov, che erano costituite dalla perestroika e dalla glasnost. Chiaramente in questo colpo di Stato viene attuato perché nel marzo del 1991 il popolo dell'Unione Sovietica aveva votato affinché la precedente federazione fosse sostituita da un'altra con un patto federativo meno forte tra le 20 entità che lo componevano, ma che continuasse la sua personalità statuale come era in precedenza. Per cui questo dato storico ci fa capire che questo cambiamento, questa dissoluzione improvvisa, al tempo con gli occhi del 1991, non era prevedibile. Non era prevedibile perché si è trattato del risultato di un braccio di ferro, di una prova di forza tra una nomenclatura di partito che all'epoca era il partito unico, la popolazione che desiderava il cambiamento e l'avvicinamento all'Occidente e l'esercito che nei primi giorni interviene prendendo il controllo di tutti i punti nevralgici dello Stato, tant'è che sembrava riuscito quel colpo di Stato, sembrava che la perestroika e la glasnost fossero finite. Tuttavia la popolazione scende in piazza e a seguito di questo imprevedibile evento l'esercito, così come nel 1917 non volle reprimere le proteste dinanzi alle officine Putilov, causando così la prima rivoluzione di febbraio e abbattendo la monarchia, determinò il crollo di quella che era la classe politica che aveva tentato il rovesciamento di Gorbaciov e dei suoi alleati. Tuttavia questo colpo di Stato ha un esito singolare perché ha come conseguenza la dichiarazione di illegalità di quello che era stato l'unico partito di governo nell'Unione Sovietica e la confisca di tutti i suoi beni, nonché l'immediato scioglimento de facto della federazione, poiché già da quella data, 21 agosto 1991, le 20 repubbliche che la componevano diventano de facto indipendenti. Perché abbiamo fatto questo excursus storico di un paese tutto sommato lontano guardando all'anno 1991? Perché gli eventi di Tangentopoli del 92, del 93 sono concatenati con questi eventi, così come la caduta di Napoleone è concatenata con la restaurazione del Regno di Piemonte, la restaurazione dello Stato Pontificio, la restaurazione del Regno delle Due Sicilie nel 1815, poiché il secondo evento è conseguenza diretta del primo. E ciò si evince dal fatto che durante la Prima Repubblica, pensate alle coalizioni di governo, erano estremamente eterogenee, perché da una parte vi erano moderati di centrodestra come Andreotti, come la corrente andreottiana della DC, dall'altra correnti con posizioni di sinistra, pensiamo alla corrente lombardiana del PSI, ed erano tutte queste coalizioni, tutte in contrapposizione rispetto al PC, partito legato all'Unione Sovietica, e questo ordine venne mantenuto per ben 45 anni, con la sola esclusione dei 3 anni del compromesso storico, 1976-1979.
Dunque, che cosa poteva, di fronte alla scomparsa dell'Unione Sovietica, il quadro politico italiano non poteva che mutare profondamente. Inoltre abbiamo ripercorso questi eventi anche per un'altra seconda motivazione. Molto spesso molti commentatori fanno narrazioni riguardo al periodo del 92-93, nelle quali la classe politica italiana dell'epoca veniva tratteggiata come una classe politica autoreferenziale, che non si rendeva conto della realtà, dei tempi nuovi, e chiaramente ne viene una visione estremamente banalizzata, oserei dire quasi macchiettistica, dei protagonisti di quella epoca storica. Infatti gli stessi, perché non, come si capisce da questi eventi, sono stati colti impreparati? Perché si trattava di eventi che erano chiaramente imprevedibili a chiunque, perché come si poteva prevedere quando la federazione era istradata verso un nuovo patto federativo, che invece la stessa si sarebbe dissolta nell'arco di soli 3 giorni. Dunque questa è un passaggio che è fondamentale per riscoprire questo periodo storico anche nel nostro Paese e anche ammettere che si trattava di eventi che nessuno avrebbe potuto prevedere e che hanno determinato storicamente anche il venir meno di molte altre statualità nello stesso periodo storico. Basti pensare alla Repubblica Democratica dell'Afghanistan, che crolla nel 92, al regime di Siad Barre, che crolla anch'esso nello stesso periodo, così come anche al regime di Mengistu, all'apartheid in Sudafrica. Alla fine è un caso che tutte queste statualità hanno la loro fine nel 1992? A mio avviso no. Inoltre, rimanendo nel contesto europeo, sempre nello stesso periodo, vi sono le elezioni parlamentari in Francia e la sinistra parlamentare al governo viene sconfitta con tale forza da perdere le elezioni nel 90% dei collegi uninominali. In Spagna, dopo più di 10 anni di egemonia assoluta del PSOE con Felipe González, il Partito Popular supera il 30%. In America, dopo 12 anni di dominio incontrastato del Partito Repubblicano, vince Bill Clinton. Dunque, in conclusione, come possiamo definire questi eventi? Come eventi come la fine del Novecento, del secolo breve, in Italia, determinata dalla fine del secolo breve lì a Mosca, in quella fatidica data. Grazie. Ringraziamo tutti il dottor Federico Moleti per l'acuta riflessione che ha rassegnato alla nostra Assemblea. Diamo ora la parola all'amico Giorgio Merlo, parlamentare di lungo corso, autore di monografie sulla storia della DC e sui protagonisti più importanti del partito dello scudo crociato. Prima di dare la parola a Giorgio Merlo, vorrei salutare il capogruppo al Consiglio regionale della Campania, l'onorevole Livio Petitto. Prego. Eccoci. Sì, io sarò anch'io 2 o 3 minuti in più, Franco? Va bene, rispetto a tutti gli altri amici, così va bene. Arrivando da più vicino noi siamo più... No, una premessa e 3 considerazioni rapide. La premessa la dico senza alcuna piaggeria. Io ringrazio l'amico Gianfranco perché, e ripeto, senza piaggeria, con la sua testardaggine, la sua coerenza e la sua determinazione
ha continuato una tradizione politica e culturale che è una delle più belle tradizioni che hanno qualificato la politica del nostro paese, i convegni a San Vincent. Lo dico anche per un altro motivo. Io ho sempre partecipato perché con Gianfranco, poi cito una parola di Donat Cattin, cara anche a Paolo, c'è un'amicizia umana e politica che va oltre le singole vicende politiche che sono sempre transitorie e momentanee. A volte basta, come diceva Carlo, un fischio, no? Senti Gianfranco, un fischio e la riunificazione avviene subito. Perché? Perché abbiamo un'amicizia antica che affonda le radici proprio qui. Io arrivavo da Pinerolo, 18enne, Gianfranco arrivava con Gerardo Bianco, 18enne, che abbiamo la stessa età, e quando un'amicizia umana e politica nasce in quell'età, difficilmente viene incrinata o scalfita. Ripeto, a prescindere dalle vicende politiche momentanee, perché poi uno si chiede talvolta, ma com'è possibile non continuare a stare insieme, che a parte il risvolto umano, ma si è d'accordo su tutto? Ecco perché, secondo me, è bene proseguire questo dibattito con la consapevolezza, lo spiegherò dopo, che prima o poi le cose si ricompongono, perché come si dice dalle mie parti, chi si somiglia si piglia. Ora, è una cosa che per un po' di tempo può anche non reggere, ma prima o poi questa ricomposizione avverrà. Quindi grazie a Gianfranco per questo invito e per questa sua coerenza nel portare avanti una tradizione che qualifica l'alta e la bella politica. 3 riflessioni molto rapide. La prima è contemplata nel titolo di questa tavola rotonda, la fine della DC, Forlani, 93 Berlusconi. Fermiamoci sulla prima, la fine della DC, che è uno degli aspetti, come diceva Paolo, che ci angustia ancora. Qui, al di là di una letteratura, una bibliografia molto vasta, che tutti ben conosciamo, resta tuttavia un mistero che continua ad avvolgere la fine del partito italiano per eccellenza. Peccato che non ci sia stamattina l'onorevole Violante, che lui poteva darci qualche contributo in più sul profilo giudiziario, sul profilo politico della fine della DC. E mi fermo qui. Però, ecco, secondo me questo mistero continua ad aleggiare, perché ricordo sempre uno dei tanti libri di un grande frequentatore di questi convegni, l'amico e maestro Sandro Fontana, quando in un libro scrisse: ma vi rendete conto che nell'arco di 2 anni quasi 12 milioni di italiani non si sono più trovate le schede elettorali, i partiti che hanno votato per quasi 50 anni? Ma dico, se non è una rivoluzione questa, quasi 12 milioni di italiani dal 92 al 94. Sono passati quasi neanche 2 anni in quelle 2 elezioni che ci sono state. Ora, questo mistero qui, riconducibile sicuramente a vicende giudiziarie che tutti ben sappiamo, però a vicende politiche che tutti ben conosciamo, che sono state anche già toccate poco fa dal sostituto procuratore nel suo bell'intervento. Certo, ci sono tante motivazioni politiche. L'unità politica dei cattolici non ha più retto. Il muro di Berlino ha cambiato la geopolitica mondiale. La questione morale che già Donat Cattin denunciava qui negli ultimi suoi anni sicuramente ha avuto una sua incidenza non secondaria. Una classe dirigente che non ha avuto il coraggio di reagire e di essere all'altezza della situazione. Io parlavo con Bobo Craxi ieri sera, che ha chiamato Gianfranco, no? che non poteva venire per motivi familiari, e gli dicevo: guarda, lo dirò domani mattina, te l'avrei detto a te in tua presenza, e voi avete avuto, anche che a tuo papà, un Craxi. Nella DC è mancato un Craxi, e quel Craxi lì, senza adesso scomodare interpretazioni avveniristiche, aveva un solo cognome, era Donat Cattin. Vi immaginate un uomo come Donat Cattin, silente, compiacente, servile e passivo di fronte al tentativo di distruggere il suo partito? Lo dico questo perché nella democrazia cristiana, come sappiamo bene tutti e come sa molto bene, meglio di me, anche Gianfranco, questo atteggiamento di sostanziale passività e paura in quei 2 anni terribili hanno creato le condizioni per una sorta di autoliquidazione di quel partito. Ecco perché quando parliamo della fine di quell'epoca
restano ancora delle zone d'ombra, e restano delle zone d'ombra che ci portano a dire che quel mistero continua a caratterizzare la fine di quel grande partito. E poi è arrivata la mazzata finale. Io ricordo nell'89, il sistema elettorale non era mai cambiato, ma già si cominciava a parlare della necessità di rivederlo. Donat, nelle sue conclusioni qui a Saint-Vincent, disse una cosa semplice che tutti sapevamo, ma la argomentò molto bene, che la madre di tutte le riforme resta sempre la riforma elettorale, e lo diceva nell'89, dove si paventava solo l'eventuale possibilità di una riduzione delle preferenze ed eventualmente dell'introduzione del maggioritario, sostenuto dagli amici della Lega Democratica, il professor Scoppola in testa. Perché? Perché si capiva già molto bene in quell'epoca che nel momento in cui tu introduce un sistema elettorale che spezza la proporzionale e introduce il maggioritario, inesorabilmente uccidevi prematuramente un partito come la Democrazia Cristiana. E così è stato, perché i sistemi elettorali, come tutti sanno, fanno nascere e decretano la morte dei partiti, fanno nascere e decretano la morte di alcuni leader politici, fanno nascere e decretano la fine di alcune coalizioni. E così è stato, e così è stato. Ci fu quel bel libro di Sandro, quando fece l'elenco dei martiri, no? Dei collegi uninominali, il nome e il cognome, la DC, non ricordo più, l'identità minacciata, uno dei suoi più bei libri, quando nel 94 Martinazzoli decide di andare per conto suo, no? E avendo anche un buon risultato, quasi il 15%, con il patto segni, però c'era l'elenco dei martiri, nome e cognome di tutti i collegi, uninominale, tranne qualcuno dalle vostre parti, Gianfranco, che vinse. Perché? Perché il sistema elettorale inesorabilmente è un elemento che segna la fine di una stagione politica, e questa è stata la mazzata finale, piaccia o non piaccia, al di là di tutte le interpretazioni che si possono dare, per la Democrazia Cristiana. Democrazia Cristiana, e faccio solo questo riferimento, che come tutti ben sappiamo è un grande partito popolare di massa interclassista, ma i grandi leader della Democrazia Cristiana hanno avuto un ruolo specifico nella politica italiana, indubbiamente per la loro straordinaria levatura politica e qualità come classe dirigente, ma perché rappresentavano un pezzo di società all'interno di quel partito interclassista. Noi sapevamo molto bene che avevamo una corrente che contava dal 5 all'8%, ma quante volte il grande Aldo Moro disse che il ruolo di forze nuove della sinistra sociale era importante nella DC, non tanto per i consensi che aveva nel partito, ma perché contribuiva a salvaguardare e a conservare la natura popolare e sociale di quel partito, perché si sapeva che Donat Cattin, come tanti suoi altri amici, rappresentava un pezzo di società, e così Forlani, e così Fanfani, e così Andreotti, e così Marcora, e così molti altri. Perché, come diceva sempre Bodrato, la storia della DC è la storia delle sue correnti, è la storia delle sue correnti, che non erano come le correnti del Partito Democratico, correnti di potere e autoreferenziali, erano correnti che rappresentavano pezzi di società, e qualunque partito, qualunque segretario di partito non poteva farne a meno, neanche De Mita, quando nell'83 pensò di liquidare Forze Nuove per le vicende personali e di salute di Donat Cattin, perché rappresentava quel piccolo mondo, un pezzo di società all'interno di quel grande partito interclassista. Nel momento in cui quel partito interclassista è morto, è ovvio che anche i dirigenti principali di quel partito hanno cominciato a sbandare nei partiti che li hanno ospitati dopo la fine della DC, perché è mancato un modello, è mancata una fisionomia, è venuta meno una stagione politica che per quasi 50 anni aveva caratterizzato il nostro Paese. Chiudo questo primo aspetto su un aspetto. Resta ancora il mistero sul perché c'è stata questa criminalizzazione politica e questo tentativo riuscito di radere al suolo 50 anni di vita democratica del nostro Paese. E noi, secondo me, su questo aspetto, e fa bene Gianfranco a dedicare una sessione introduttiva di questo convegno a questo elemento,
perché se non altro continua a richiamare l'attenzione su un aspetto che non può essere banalmente e semplicisticamente storicizzato. Seconda riflessione. È scomparsa la DC. Vabbè, fin qui ci siamo. Ma non sono tramontati per fortuna i democristiani. Io lo scrivevo l'altro giorno per l'Huffington questo aspetto, dove vi invito a leggerlo perché Gianfranco ogni 7-8 giorni ci delizia sempre con le sue riflessioni calzanti. I democristiani, anche nei tornanti più difficili e delicati della Seconda Repubblica, hanno continuato a giocare un ruolo decisivo. Non tanto per i singoli esponenti, quanto per il modo d'essere e per la politica che ha caratterizzato i democratici cristiani. Ma uno si chiede, ma come mai c'è questa popolarità oggi di Mattarella? Sì, c'è sempre stata nei confronti del Capo dello Stato, ma attenzione, è una popolarità che va oltre il tasso di popolarità alla persona, secondo me, perché è una popolarità che riflette il modo di ragionare, di intervenire, di riflettere del Capo dello Stato, di questo Capo dello Stato, su singole vicende politiche che caratterizzano il nostro Paese. Perché un uomo come Casini continua ad essere ascoltato, che non ha più un partito, che non ha più un popolo, ma continua ad essere così ascoltato per le sue riflessioni? Perché ogni volta che parla, soprattutto sul versante della politica estera, ma anche della politica interna, distribuisce pillole di saggezza e di contenuti a cui non possiamo fare a meno. Dico questo perché ho citato solo Mattarella e Casini, ma ne potrei citare molti altri per il profilo politico che li caratterizza, ma ricordo questo aspetto perché ci sono alcuni caposaldi della politica dei democristiani e dei democratici cristiani, che non a caso Gianfranco ricorda molto nei suoi scritti, che io leggo con la dovuta attenzione, che oggi conservano una straordinaria attualità, anche se c'è un centrodestra al governo, a guida Meloni, anche se la politica italiana è cambiata molto nella sua essenza. Io provo a citare i titoli, ditemi voi se questi titoli non conservano una grande attualità. In Italia si governa dal centro, in Italia si governa al centro, il valore del pluralismo, il ruolo dei corpi intermedi, la cultura della mediazione e non la cultura del conflitto, l'estraneità nei confronti di qualsiasi radicalizzazione della lotta politica, il profondo rispetto delle istituzioni democratiche, la crucialità della concertazione con le organizzazioni sociali, il valore della sintesi politica, la cifra riformista, la cultura di governo, la qualità e l'autorevolezza della classe dirigente. Ho citato solo 8 cose, come diceva Forlani, potrei andare avanti per ore e ore, ma sono degli elementi questi riconducibili alla miglior tradizione dei democristiani e che, guarda caso, chiunque arrivi al governo non può non fare a meno di inverarli, di praticarli. Perché questo? Non perché la democrazia cristiana sia un oggetto sacrale, ma perché gli ingredienti essenziali della cultura democratico-cristiana continuano ad essere di straordinaria attualità e di straordinaria modernità. A me spiace al riguardo, lo dico, l'ho anche scritto recentemente, mi spiace che continuino invece ad esserci, anche se c'è una rivalutazione della DC, ma queste sono sempre rivalutazioni postume che contano fino a un certo punto. Però quando vai poi a grattare sotto sotto, al di là della rivalutazione postuma, permangono sempre alcuni vecchi tic, in questo caso della sinistra ex e post-comunista. Quali sono questi tic? Sono sempre quelli della sostanziale delegittimazione morale di quella classe dirigente. Perché ogni qualvolta si affronta qualche questione e arriva alla soglia di attenzione il nome di Andreotti o di Donat-Cattin o di Forlani e guarda caso poi i famosi detrattori di questa esperienza inseriscono sempre quel tema. Mi ricordo un pezzo di Massimo Giannini recentemente, gliel'ho anche detto questo quando l'ho visto con Mattarella
a Torre Pellice per una visita, e quando parlava di questo pentapartito e poi diceva sì, una grande esperienza, quella parlava di Mattarella, del discorso che aveva fatto a Rimini, no? Che ricorda la miglior tradizione cattolico-democratica, anche se, diceva l'ex direttore della Stampa, non possiamo dimenticare che quel partito era governato da una classe dirigente simile ad una banda. Cioè, a distanza di 30 anni, il tic della delegittimazione morale nei confronti di quella classe dirigente riemerge sempre come un fiume carsico. E io credo che sia compito di tutti quelli che sono sensibili, arrivano da quella storia e soprattutto ritengono che quella storia continui ad essere importante per la storia democratica del nostro Paese oggi e non ieri, far sì che anche quella pagina non venga strumentalmente e perpetuamente criminalizzata. Quindi ecco, questa seconda riflessione, non c'è più la DC, ma i valori e la prassi e i comportamenti e soprattutto le politiche della democrazia cristiana continuano ad essere attuali e moderni. E allora, terza ed ultima considerazione, qui mi permetto di introdurre temi un po' più di casa nostra intesi come ex democristiani, come moderati, come riformisti, insomma come popolari, tutti quelli che bene o male riconducono la propria esperienza politica e culturale a quell'universo valoriale. Dopo la sbornia populista, che io spero non riemerga ancora di più, perché ogni qualvolta vedo i sondaggi dell'amica Ghisleri mi fa sempre paura, perché prima erano al 14, poi al 15, adesso sono già al 17%, queste 5 Stelle, è una cosa impressionante, no? Ma dopo comunque quella sbornia, che spero che non ritorni più in quella sua grandezza, populista, antipolitica, demagogica e qualunquista che tutti ben conosciamo, io credo che abbiamo una grande sfida che quasi quasi la definirei una rivoluzione democratica, perché noi sappiamo che le mode nel nostro paese dopo la fine della DC sono abbastanza contingenti, no? Passeggere, no? Sappiamo tutti i nomi e i cognomi, dal 40 al 2, dal 34 al 7, dal 38 al 6%, ci sono i nomi e cognomi dietro a quelle cifre lì, no? Io credo che se c'è una rivoluzione democratica, se c'è una sfida, chiamiamola così, se c'è una scommessa vera oggi, dopo tutto quello che abbiamo passato, poi vedremo quello che capiterà, è questa. È quella di avere la capacità, l'intelligenza e la possibilità di attivare un'iniziativa politica che persegua e consolidi l'unità di un mondo frammentato, diviso e polverizzato, ma che dopo questo periodo cominciano a sentirsi gli elementi di una necessaria riaggregazione, ricomposizione o riunificazione. Quando dico questo mondo, qual è? È il mondo dei post-democristiani, è il mondo dei popolari, è il mondo dei centristi, è il mondo dei riformisti, è il mondo di tutti coloro che non si rassegnano ad una stagione politica dominata dalla radicalizzazione politica o da un eccessivo bipolarismo selvaggio, che poi, come tutti ben sappiamo e come ci dice anche la nostra storia, rischia di degenerare nella subcultura degli opposti estremismi. E siamo lì, nelle fumisterie di oppio, come le definiva Martinazzoli, cioè i talk show televisivi, partono bene, finiscono sempre male, cioè finiscono sempre con le invettive, la criminalizzazione dell'avversario, tutti metodi che sono sufficientemente estranei ed esterni al nostro modo di ragionare. Ecco perché secondo me questa è la vera sfida che qualcuno dovrà pur portare avanti, e a me pare di cogliere anche in qualche riflessione è qui presente, che Gianfranco fa sull'Huffington come su altri organi di informazione, che questo elemento sia presente, come da altre parti, lo stesso Renzi col suo modo di fare, però sollecita questo elemento. Certo, il minimo comune denominatore di questa iniziativa politica, che io chiamo scommessa o sfida o anche rivoluzione democratica, è ovvio che è alternativa ad un modo d'essere, ed è alternativa al populismo antipolitico dei 5 Stelle,
ed è distinta e distante, se non alternativa, al massimalismo radicale ed estremista della sinistra della Schlein. Su questo non c'è alcun dubbio. Quello è il paletto attorno al quale si può ricomporre un mondo diverso e alternativo. Ma quella è un'iniziativa a cui non possiamo più sottrarci. E io credo, visto che oggi parliamo di Forlani, se noi vogliamo anche continuare ad essere minimamente coerenti nei confronti dei nostri grandi maestri, io ne cito soltanto, oltre a Forlani, che concludeva sempre Saint Vincent, ne cito altri 3 perché sono i 3 che ci hanno accompagnato e anche, per quanto mi riguarda, formato, Carlo Donat Cattin, Sandro Fontana e Gerardo Bianco. Ecco, secondo me, se vogliamo essere anche coerenti con il magistero politico di questi grandi uomini e di questi grandi leader statisti e dirigenti del nostro partito, noi abbiamo oggi anche e soprattutto questo dovere di lavorare per ricomporre e per riaggregare questo mondo politico, culturale, che, mi permetto di dire, è anche accomunato da un grande universo valoriale. Ecco perché ringrazio ancora Gianfranco per questa iniziativa e buon lavoro. Grazie Giorgio, sempre efficace ed eloquente. Diamo ora la parola all'onorevole Ignazio Abrignani, che si è occupato negli anni passati di organizzare e ramificare il partito di Forza Italia in tutta la penisola. A te. Grazie, scusate, grazie innanzitutto a chi mi ha invitato, in primis all'amico Gianfranco Rotondi, a cui mi lega, oltre che amicizia, stima per la sua grande attività politica. In effetti, guardando queste 3 foto che rappresentano il manifesto, io mi sento più al centro della foto, perché è inutile dire che devo io indubbiamente la mia carriera politica in assoluto a Silvio Berlusconi, senza voler fare troppo excursus, solo per presentarmi, visto che tu sei stato così affettuoso. Non posso negare che 25 anni della mia vita sono legati a Forza Italia. Io ho iniziato nel novembre del 93, io, diciamo, a differenza di molti dei presenti, faccio parte del pentapartito, ma ero, diciamo, più l'ala socialista, per cui immaginate se, come ha detto adesso Merlo, diciamo, i vostri dirigenti erano chiamati una banda, i miei, manco ve lo dico, come vengono ricordati, per cui con mio grande e sommo dispiacere, conoscendone moltissimi e ritenendoli comunque uomini di gran valore. Per cui, diciamo, quello che è successo poi nel 92, la storia ha scritto una parte, secondo me non ha scritto tutta la verità, ci sarà da rivedere, però è indubbio che chi come me aveva fatto qualche campagna elettorale, diciamo, in quel partito si è trovato orfano, diciamo, di tutto quello che è il pentapartito e soprattutto per quanto mi riguarda. Per cui quando nel novembre del 93, mi ricordo ancora, a Via della Stelletta, venni chiamato dagli amici di Publitalia, di cui qui c'è un illustre diciamo, rappresentante all'epoca, anche se lui, mi ricordo, si occupava più della Campania, mentre io invece a Via della Stelletta mi occupavo del Lazio. Insomma, ecco, ritrovai l'entusiasmo e la voglia di fare politica. E poi, siccome, se mi passate il termine, Forza Italia alla fine era un po' una start-up, diciamo, tutta da creare, per cui vi erano molti ruoli che dovevano proprio essere occupati. Io mi ricordo che, forse appunto perché all'epoca avevo un po' di esperienza di campagna elettorale per il partito, fui nominato sul campo proprio all'inizio responsabile elettorale, diciamo, della sede di Roma. Poi lo divenni a livello nazionale. Insomma, io per 25 anni, per cui dal 93 fino al 2018, quando poi sono ritornato a fare la mia professione di avvocato, diciamo, ho accompagnato il partito in questa difficile poi attività, perché poi al di là di aver affrontato, come Antonio sa, innumerevoli competizioni elettorali, insomma, per la presentazione delle liste, per le presentazioni dei candidati, soprattutto
in un paese come il nostro, dove una parte di elezioni sono col maggioritario, un'altra parte sono col proporzionale, alcuni sono con la preferenza, altre no, per cui diciamo non è semplice, non c'è un tipo di attività unico. Però insomma diciamo che mi sono attrezzato, ce la siamo cavata, abbiamo costruito, diciamo, e soprattutto c'è stato quel grande bagno, diciamo, di folla che sin dall'inizio ha accompagnato il Presidente, per cui proprio questo tipo di attività, e rubo solo un secondo su questo, essendo appunto il responsabile elettorale nazionale, mi ha portato a lavorare in stretta diciamo, contatto col Presidente Berlusconi, per cui è inutile dirvi, insomma, ripeto, il mio sentimento di gratitudine nei suoi confronti, perché io, come penso molti altri, dobbiamo parte, se non tutta la carriera politica a Silvio Berlusconi. Per cui, diciamo, adesso non sto qui e né posso essere io a dare i pregi o i difetti. È inutile però negare un fatto, e questo rispetto a quello che anche qui si sta dicendo. Indubbiamente c'è stata, diciamo, nel suo modo di essere una grande novità, e rispondo un po' a quella che è la domanda, diciamo, cosa accade nel 93, che è il titolo della tavola rotonda, eccetera. Ecco, io come tanti eravamo orfani, diciamo, di questa prima Repubblica, e secondo me la grande intuizione di Berlusconi fu proprio quella di ricreare un contenitore dove tutte le anime che in qualche modo in quel momento erano disperse per strada riuscirono a ritrovarsi. Cioè era diciamo, una possibilità di natura culturale, ideologica, politica, di poter trovare una casa, diciamo, che in qualche modo si era persa. Secondo me è questa la grande intuizione che fece Berlusconi, cioè quando il 6 febbraio, per chi c'era, del 94, alla Fiera di Roma ci fu la prima convention di Forza Italia, che già nel nome rappresentava una novità, ecco, c'era proprio questa idea, cioè ci si ritrovava con amici di diversa estrazione, però tutti con la voglia di un'idea nuova di paese che Berlusconi in qualche modo incarnava. Ecco, è stata, diciamo, questo il passaggio secondo me fondamentale, creare qualcosa di nuovo, grazie soprattutto, diciamo, alla sua organizzazione, grazie alle sue capacità personali, ma anche grazie alla grande intuizione che si ebbe di non creare un'ideologia specifica, ma di allargare, diciamo, i valori del partito a tutte quelle che in qualche modo in quel momento erano delle esperienze che erano state fatte. Non a caso, diciamo, questo è un partito che ha fatto convivere Claudio Scajola e Fabrizio Cicchitto, e ha fatto convivere Marcello Pera e ha fatto vivere Giuliano Urbani. Cioè diciamo che è un partito che ha avuto al suo interno delle persone che avevano un'ideologia culturale e politica ben determinata, ma che poi erano insieme, costruivano insieme un percorso politico nel solco di quello che Berlusconi voleva dare. Gli italiani questo hanno capito, gli italiani che erano orfani, perché poi al di là della classe dirigente bisogna, come in tutte le competizioni, avere i voti, gli italiani questo hanno capito e hanno trovato ognuno come punto di riferimento di quelli che erano i loro riferimenti politici all'interno di Forza Italia. E questo è stato, diciamo, secondo me il grande messaggio culturale che Berlusconi, grazie poi alle sue capacità imprenditoriali che ha portato come strutture di partito, come organizzazione, però, ripeto, dal punto di vista del messaggio culturale, quello che è stata, secondo me, la grande intuizione che poi è proseguita nel tempo e che ha dato a Berlusconi comunque un successo politico indubbiamente rilevante, perché se vogliamo, adesso giustamente prima Merlo parlava di chi sta al 30 è andato al 3, chi stava al 40 è andato al 5, ecco, Berlusconi è partito con un 21%. La prima volta, è cresciuto fino al 25%, poi ci fu la grande esperienza del PDL che arrivò a un 38%, però diciamo il partito di Forza Italia è sempre stato non mai sotto il 20%. È chiaro che poi a un certo punto il declino dell'uomo politico ha portato oggi il partito sì, però nel periodo in cui per 20 anni in qualche modo lui è stato determinante, e in qualche modo, se noi ancora oggi lo ricordiamo, sicuramente lo ricordiamo perché ha creato qualcosa di nuovo, verrà ricordato nei libri di storia.
ha creato una costante, chiamiamo uno zoccolo duro nell'elettorato, per cui facendo mie delle battute che dicono altri, che ancora oggi probabilmente alle europee la gente voterà Berlusconi, pur non essendoci poi lui fisicamente. E questo, diciamo, il grande messaggio che lui ha portato avanti, per cui è indubbio, ecco, lo dico proprio perché sono stato un uomo di Forza Italia, io ritengo che c'è stato una politica, un modo di vedere i partiti, un modo di pensare come votare prima di Berlusconi, e ci sarà e c'è una politica, un modo di vedere i partiti, forse lideristici, forse alcuni non piacciono, alcuni piacciono, un modo di essere nella politica italiana dopo Berlusconi. Lui è stato veramente l'uomo della svolta, quella del 93, quella che è proseguita nel tempo e che ancora oggi, diciamo, porta il suo nome. Per cui io penso e mi sento di dire, io come tanti altri, e per chiudere una sola frase: grazie Presidente per quello che ci hai dato. Ringraziamo tutti l'onorevole Ignazio Brignani. Vuole aggiungere una breve riflessione l'onorevole Paolo Affronti? Sì. Ho dimenticato due cose, mi pare doveroso dirle. Innanzitutto il ricordo di Sandro Fontana e di Marini, che hanno animato anche altri convegni della sinistra sociale. Però voglio ricordare anche un merito che questo governo, il governo Meloni, ha avuto nel dare dignità alla figura di Forlani, con riconoscendo i funerali di Stato. E questo è stato un grande merito, a mio avviso. Per quanto mi riguarda, in più, rispetto alle conclusioni, vorrei dire che l'occasione delle prossime elezioni europee propone un discorso di alleanze a livello europeo. Quindi questo mondo può avere nel Partito Popolare Europeo un faro, come è stato ai tempi per Berlusconi di un certo tipo. I traghettatori ci sono tanti, sono Gianfranco Rotondi, sono Cesa, sono magari qualche personaggio che oggi milita in Fratelli d'Italia e che ha fatto parte nella sua carriera politica iniziale della Democrazia Cristiana. Alludo a Fitto, alludo agli amici Crosetto. Questo può essere un punto di ricongiungimento per tutti i moderati, per tutto il centro, e isolare certa sinistra attuale che non ha nessuna attrattività per questo mondo, e una certa destra che va comunque estrema, che comunque va isolata. Salvini ha fatto le sue scelte, vada per la sua strada. A noi tutti buon lavoro e tanta buona volontà. Grazie Paolo. Prima di dare la parola per le conclusioni all'onorevole Antonio Martuscello, voglio salutare Sabino Morano, presidente di un'autorevole associazione culturale, Primavera Meridionale. L'onorevole Antonio Martuscello non ha bisogno di presentazioni. Fondatore con Silvio Berlusconi del partito di Forza Italia, animatore del dibattito non solo in Campania ma nell'Italia meridionale, è stato vice ministro dell'ambiente ed è uno del quale sentiremo ancora parlare nei prossimi anni per vicende istituzionali. A te la parola. Grazie Franco, ancora una volta mi sorprendi, perché nel ruolo di moderatore sei stato capace di dimostrare acutezza, intelligenza, sagacia e capacità di sollecitare un dibattito che è stato assolutamente interessante, ricco di spunti, e ringrazio Gianfranco, ringrazio Giampiero per questa iniziativa che non è soltanto rievocativa, ma che direi in qualche maniera è rifondativa di un momento di riflessione che tutti quanti noi dobbiamo fare. Forlani, Berlusconi e Meloni hanno un fil rouge che è quello di essere sicuramente tre leader con storie diverse, con profili diversi, con caratteristiche diverse. Forlani, un leader che nasce all'interno di un partito storicamente radicato.
con tutta una storia complessa, come veniva ricordata prima da coloro i quali sono intervenuti, di radicamento, di correnti, di struttura. Berlusconi invece una caratteristica assolutamente diversa, direi straordinaria rispetto a tutto il resto. L'unico leader carismatico che ha avuto la capacità di fondersi col popolo. E questa è una caratteristica che non ritroviamo forse in nessun leader europeo, se non addirittura mondiale. La Meloni invece, una donna capace, caparbia, che ha saputo ricavare da uno spazio politico ghettizzato direi un universo di consenso che oggi la legittima in maniera autorevolissima come leader italiano e mi auguro anche il più possibile europeo. Vorrei ricordare soltanto alcuni aspetti della nascita di Forza Italia e mettere in relazione alla fine della Democrazia Cristiana. È stato detto quali sono stati i motivi per i quali naturalmente i partiti tradizionali, quelli del pentapartito, hanno avuto una fine purtroppo, devo dire, molto triste e, mi sia consentito anche il termine, forse ingiusto e ingloriosa. C'è stato sicuramente un accadimento giudiziario, ci sono stati degli errori che sono stati fatti dai protagonisti di quei partiti, ma c'era una necessità di difendersi, come veniva ricordato prima dal sostituto procuratore, rispetto ad un sistema di potere che era molto organizzato, che era quello del Partito Comunista che veniva finanziato dall'Unione Sovietica e dalle cooperative rosse. Quindi la necessità di fare politica e di difendersi da quel tipo di assedio portava anche ad un rapporto molto stretto con determinate organizzazioni economiche. Quando appunto inizia Tangentopoli, Berlusconi capisce per mille motivi che era arrivato il momento di organizzare in qualche misura una difesa. Come fa? Che cosa fa? Comincia all'interno della propria azienda, Publitalia, a fare delle riflessioni insieme a degli intellettuali e comincia a rivolgersi alle università. Intellettuali liberali, questa era la prima caratteristica. Il primo riferimento fu Giuliano Urbani, giugno 1993. Successivamente Martino. Vennero coinvolti, cioè alcuni riferimenti che possiamo definire poi le pietre miliari del manifesto liberale che Berlusconi presentò nei suoi 50 punti declinati puntualmente alla presentazione del programma di Forza Italia alla Fiera di Roma del 1994. Un dibattito che comincia a prendere Berlusconi e i suoi stretti collaboratori e che comincia appunto a creare all'interno dell'azienda determinate tensioni, perché naturalmente c'erano quelli che ritenevano che la scelta politica, eventuale scelta politica, avesse potuto costituire un danno per le aziende stesse che faticosamente avevano occupato uno spazio importante all'interno dell'economia italiana. Non dimentichiamo che c'erano stati momenti difficilissimi. Nel 1985 ci fu l'oscuramento delle antenne da parte del pretore proprio qui vicino in Piemonte, poi ci fu il famoso decreto Craxi, ci fu un consolidamento mano a mano delle 3 reti televisive Mediaset, Fininvest si chiamavano allora, contro le 3 reti Rai, e quindi si era costituito di fatto un polo televisivo che aveva una sua consistenza. Questa consistenza però cominciava ad essere messa in difficoltà evidentemente da un sistema politico che era crollato, che invece era il riferimento, il famoso CAF, al quale faceva riferimento Berlusconi, e quindi si stava aprendo uno scenario che era sicuramente uno scenario pericoloso. Berlusconi capì che a tutto questo bisognava dare una risposta, quindi diciamo che c'era una motivazione, se vogliamo anche di difendere legittimamente i propri interessi, ma nello stesso tempo però aveva capito che dalla sua motivazione personale poteva determinare un beneficio importante per la democrazia italiana. E quindi, attraverso queste riflessioni, si giunge al settembre del 1993, momento in cui per la prima volta si fa un discorso personale ad alcuni manager di Publitalia, 20 persone, fra le quali fui chiamato anch'io, e ci fu detto da un momento all'altro di riflettere sulla possibilità che ognuno di noi potesse essere coinvolto nell'attività politica. Che quale fosse questa attività politica evidentemente non si sapeva ancora. Questo accade da un momento all'altro, nel senso che il venerdì 9 settembre fummo chiamati per questo tipo, diciamo così, di ragionamento,
e il lunedì successivo, quindi a distanza di 3 giorni, ci trovammo già ad Arcore. Bene, la novità che noi, sulla quale insomma, ancora oggi io rimango perplesso, è che quando ci trovammo al pranzo ad Arcore, Berlusconi aveva già allestito il menù bianco, rosso e verde. Aveva già preparato le pennette alla panna, le pennette al pomodoro, le pennette al pesto, naturalmente senza aglio perché detestava l'aglio, e così via. Tutto così. E noi su questo bianco, rosso e verde non riuscivamo ancora a capire di che cosa fosse, ma la nostra prima missione, ci spiegò Berlusconi, era quella di andare a selezionare dei candidati per un ipotetico rassemblement moderato che si sarebbe dovuto costituire da lì a poco, di cui noi dovevamo fare in qualche misura i selezionatori di questa classe dirigente, perché, voi ricorderete, Martinazzoli e Segni a quell'epoca non erano disponibili ad intestarsi la leadership del rassemblement moderato. Fatto sta che ognuno di noi da un momento all'altro, da quel giorno al giorno successivo, fummo destinati in luoghi diversi da quelli nei quali avevamo fino a quel momento operato. Io fui mandato a Napoli semplicemente perché ero napoletano, ma non perché facessi politica a Napoli. Lavoravo a Milano da ormai 13 anni e il giorno dopo invece fui mandato a Napoli. Ma la cosa interessante è che a un certo punto, alla fine del pranzo, Berlusconi tira fuori il kit di Forza Italia. Cioè siamo già al settembre del 1993, Berlusconi aveva già il kit di Forza Italia, aveva già le cravatte di Forza Italia, aveva già le penne di Forza Italia, e ad un certo punto disse, con la sua solita franchezza, disse: perché poi se non dovessimo trovare la disponibilità di Martinazzoli, di Segni, di qualcun altro, ci sarà comunque un leader che arriverà e si prenderà la scena e si caricherà la responsabilità dell'area moderata. Arriveranno milioni e milioni di cartoline, uso la parola cartoline, adesso le cartoline non ci sono più, e invocheranno il leader di questo nuovo raggruppamento. Io feci veramente la domanda dell'ingenuo, dissi: ma chi sarà questo leader? E lui disse: eccolo qua. Ecco, nel 1993, settembre del 1993, Berlusconi aveva già deciso di cambiare l'Italia, e questa è stata la cosa che in qualche maniera ha poi caratterizzato la sua avventura, la sua vita. La sua vita è stata un'avventura, direi una cavalcata che è stato ricordato prima, in tutti i mondi possibili ed immaginabili, dallo sport all'imprenditoria, dalla politica, ma nella politica ha marcato un segno fondamentale, come ricordavo prima, cioè la sua leadership è una leadership indiscussa. Berlusconi è stato uno statista, è stato uno che ha avuto intuizioni formidabili, è stato uno che già nel 1994, appena eletto, appena Forza Italia divenne appunto il primo partito con il 20-21%, pensò a legittimarsi verso il Partito Popolare Europeo. Guardate che per un uomo che viene dall'azienda, che non ha che non ha un passato politico, ma che quasi era, se vogliamo, infastidito dalla politica, riuscire ad avere l'intuizione che Forza Italia doveva accreditarsi all'interno del Partito Popolare Europeo per riprendere quei valori del popolarismo che poi sarebbero stati l'elemento costitutivo di Forza Italia nel corso degli anni, è una grande, straordinaria intuizione politica. Successivamente Berlusconi ha avuto se vogliamo, un obiettivo, che è quello di trasformare l'Italia. Ora si può dire: c'è riuscito o non c'è riuscito? Beh, sicuramente una sconfitta l'ha avuta, non è riuscito a trasformare la magistratura, mi spiace dirlo di fronte a un sostituto procuratore, però questa è la vera battaglia che secondo me anche il governo Meloni deve fare. Non viene ricordato a sufficienza che un paese moderno, un paese che vuole essere competitivo, un paese che può stare al passo con gli altri paesi europei, deve avere una giustizia giusta. E non possiamo oggi, a distanza di tanti e tanti anni, avere lo stesso sistema che vede una sperequazione fra chi è l'avvocato dell'accusa e chi è in qualche maniera l'avvocato, cioè fra chi è il PM e chi è l'avvocato della difesa. Berlusconi diceva sempre: PM e avvocato della difesa devono essere sullo stesso livello, avvocato dell'accusa e avvocato della difesa. Oggi ci troviamo di fronte ancora in una situazione in cui la mancanza di certezze da un punto di vista della correttezza dell'azione giudiziaria disincentiva anche le aziende ad investire, le aziende straniere a venire in Italia appunto a portare i propri capitali, a far crescere l'economia, così come invece potrebbe accadere. Ci troviamo di fronte ancora una volta ad una situazione che la Meloni eredita da parte di Berlusconi. Berlusconi ha sempre cercato di pensare ad un fisco giusto, lo ricordava anche la Ronzulli,
Lui addirittura pensava alla quota che Reagan aveva in qualche maniera definito come la quota giusta, il 33% del reddito dell'aliquota massima fiscale può essere il 33%, oltre quel limite si è incentivati in qualche misura ad evadere il fisco. Ci ha provato, ha cercato in tutti i modi di non mettere le mani nelle tasche degli italiani. Naturalmente oggi, in una situazione economica molto più difficile, la Meloni ha un compito ancora più difficile, però ci rendiamo conto che sta tenendo fermamente la barra dritta e sta cercando di evitare tutte quelle possibili manovre che in qualche maniera snaturerebbero la promessa elettorale che il centrodestra ha fatto un anno fa, quando poi gli italiani gli hanno dato fiducia e hanno fatto vincere le elezioni. Siamo di fronte ad uno scenario che è completamente diverso da quello che ha visto Gianfranco Rotondi e me parlamentari per tanti anni e che ci ha visto insieme su tante vicende politiche fare le stesse battaglie politiche. Però oggi, secondo me, lo scenario è uno scenario che ha dentro di sé una consapevolezza diversa, un'esperienza di un centrodestra che è sempre in qualche maniera unito, che è sempre al di là delle differenziazioni strutturali e se vogliamo anche storiche e se vogliamo anche in qualche misura elettorali in ragione di competizioni che hanno sistemi elettorali diversi, non possono che essere evidentemente acuite queste differenze, ma un centrodestra comunque che si ritrova sempre. Se guardiamo a sinistra ci troviamo di fronte ad un campo largo che qualche volta diventa stretto, altre volte diventa strettissimo, altre volte diventa larghissimo, a seconda di quelle che sono le esigenze locali o quelli che sono i personaggi che sono coinvolti. Da questa parte invece c'è sempre la compattezza, ma c'è sempre l'obiettivo che è quello di salvaguardare determinati valori comuni. I valori comuni sono il rispetto del cittadino, il rispetto di quelle che sono le libertà personali. La parola d'ordine che Berlusconi ha sempre avuto rispetto alla propria attività politica è la libertà. Libertà di intraprendere, libertà economica, libertà civili, capacità di rispettare tutte quelle che sono le diversità. Ecco, tutto questo oggi trova una sua, direi, capacità di trovare ancora di più una moltiplicazione nell'attività di questo governo, che sta conseguendo dei risultati importanti nonostante le difficoltà economiche che ha di fronte. Veniva ricordato prima, purtroppo, l'elemento del populismo che ha distrutto la politica degli ultimi anni. Il populismo è una caratteristica di tutti i paesi, di tutti i contesti. In qualche misura, quando le crisi economiche sono più acute, i populismi ritornano alla ribalta e addirittura in certi momenti trovano il proprio momento di, se vogliamo, gloria. Ecco, io mi auguro che finalmente in questo Paese ci sia la consapevolezza che non abbiamo bisogno di populismi, abbiamo bisogno di concretezza, abbiamo bisogno di attività politica che sia comprensiva e comprensibile dai cittadini, ma che sia comprensiva di quelle che sono le necessità dei cittadini. Tradurre cioè in atti politici, in atti legislativi, in atti normativi, in atti di governo le attività, le volontà, i bisogni dei cittadini. Una volta, nel lontano 1987, Claudio Martelli disse alla famosa conferenza economica di Rimini: valorizzare i meriti ed i bisogni. Beh, io credo che questo governo abbia questo tipo di capacità: valorizzare i meriti e quindi le persone migliori, farle crescere, metterle in condizioni le imprese di poter progredire e nello stesso tempo rispondere a quelli che sono i bisogni dei cittadini più disagiati. Ci troviamo in una condizione difficile, abbiamo un numero elevato di poveri all'interno anche del nostro Paese, ma io credo che con l'azione e con la manovra finanziaria che è stata voluta fortemente dalla Presidente Meloni si riuscirà a dare una risposta anche a questo tipo di necessità. Siamo di fronte a una nuova stagione. Forlani, Berlusconi, oggi la Meloni. Il popolo delle libertà crede nella Meloni, ha creduto in Berlusconi, si è ritrovato sempre nei valori della democrazia cristiana di Forlani. Ecco, io credo che l'iniziativa di oggi sia un'iniziativa, lo dicevo ieri a Gianfranco, meritoria, perché ha saputo
far ritrovare, ecco, voi che siete il popolo, noi che siamo stati in qualche misura modestissimi protagonisti di una storia che è stata la storia avventurosa di Forza Italia, tutti quanti insieme. L'importante è che questa solidarietà non si disperda mai, che rimaniamo sempre un corpo unico, che ritroviamo sempre intorno a questi valori la nostra centralità. E io credo che la Meloni, il centrodestra di oggi abbiano questo tipo di capacità di trascinarci ancora una volta verso il sogno di un'Italia migliore. Grazie Antonio.